È un onore, un piacere e aggiungerei anche un privilegio, non so che altri sinonimi utilizzare, invitare qui sul palco il professor Bruno Siciliano, che non ha bisogno di nessuna presentazione e al quale però spetterà un compito molto difficile, perché il professore oggi ci dovrà spiegare come tutte le cose che abbiamo sentito fino ad adesso, quindi questi concetti affascinanti come l'umanocentrismo, eccetera, poi come si concretizzano nel mondo, diciamo, non solo della ricerca teorica, ma poi anche, come dire, degli sviluppi potenzialmente industriali e hai trovato il placer, ok? E come tutte queste idee poi si concilino con gli sviluppi tecnologici, no, professore? Quindi ci racconti un po' che cosa state combinando dietro le quinte della ricerca e ci illumini sulla una visione umanocentrica ma anche tecnologica. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Con Franco stiamo condividendo un percorso di crescita, un percorso di sviluppo con la sua bellissima rivista, no, che cura, e sono veramente frequenti i momenti di interazione. Preannuncio che ora lui scriverà di un'iniziativa importante a livello europeo, che è la Strategic Research Agenda, che abbiamo rilasciato il 15 marzo scorso come documento programmatico per la Commissione europea dello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale. Questo è uno dei progetti europei finanziati nel quale il nostro gruppo al Prisma Lab è stato coinvolto. Mi fa piacere che si è parlato di talenti, si è parlato di cervelli e di giovani che poi hanno la possibilità di crescere professionalmente in questa terra. Bene, noi cerchiamo di sfruttare al meglio questi 4 anni dell'amministrazione trumpiana e ne abbiamo già avuto una testimonianza proprio fresca delle ultime 2 settimane, perché io ho un progetto di ricerca rivoluzionario sulla colonoscopia robotizzata che è stato finanziato nella call del 2023 da European Research Council, il Consiglio europeo della ricerca, che è l'istituzione più prestigiosa per i grant in Europa. In quella call l'unica proposta di robotica che fu finanziata fu la nostra e attualmente c'è una call aperta che chiuderà fra 10 giorni, chiuderà il 20 aprile e abbiamo ricevuto ben 6 application da dottori di ricerca, queste sono posizioni di postdoc, da dottori di ricerca di università americane, tra cui un cittadino americano, un cittadino canadese, un cittadino indiano, un cittadino tedesco e altre 2 application. Quindi proprio quasi in tempo reale c'è questo flusso al contrario. Ecco, insomma, la cosa migliore che possiamo fare noi è cercare di pagarli in maniera competitiva rispetto agli altri paesi europei. E questo grazie al fatto che abbiamo un'organizzazione agile che si appoggia a un consorzio di ricerca, perché purtroppo, io sono un dipendente pubblico, l'amministrazione universitaria ha una serie di vincoli, di paletti che non consente di essere competitivi con il resto d'Europa. È vergognoso che in Italia un dottorando di ricerca prenda una borsa di 1.200 euro. Io l'ho detto pubblicamente in ogni occasione, però questo purtroppo non viene recepito. Ecco, questo è uno degli effetti che poi porta i giovani ad andare fuori. Qua si parla di intelligenza artificiale. Io ho 4-5 slide da farvi vedere, però vorrei cominciare con una citazione fatta da una cara amica, collega autorevole nel campo dell'intelligenza artificiale, e parlo di Fei Li, che è direttore del Human Center AI Institute, Stanford University. Okay? Quindi non a caso si chiama Human Center AI Institute. E lei già nel 2018, perché oggi si parla di ChatGPT, vi farò vedere qualche cosa, già 7 anni fa ebbe a dire che non c'è nulla di artificiale nell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è ispirata da persone, è creata da persone e, cosa più importante, incide sulle persone. Spesso si sente parlare di intelligenza artificiale e di robotica quasi come se fossero 2 sinonimi, nel senso, fateci caso, l'immagine iconografica dell'intelligenza artificiale non a caso spesso è quella di un robot, di un umanoide, di un androide, quasi a implicare che siano la stessa cosa. In realtà questa sfida tecnologica che assieme dobbiamo affrontare per robotica e intelligenza artificiale può essere catturata da 2 parole chiave. Chiaramente la cognizione, l'intelligenza, è quasi tautologico, no? Che l'intelligenza artificiale riguardi la cognizione,
e simbolicamente, anche se il concetto di sistema robotico non necessariamente si appoggia su quella che è la realtà industriale classica, quella di un robot manipolatore, però la capacità di manipolazione è quella che contraddistingue la robotica rispetto a un concetto di intelligenza artificiale fisica, intelligenza artificiale applicata. E allora la sfida attuale che stiamo affrontando è quella di dare corpo all'intelligenza artificiale. Infatti si parla di un concetto in campo scientifico che è il concetto dell'embodiment, cioè possiamo parlare di intelligenza incarnata. Un anno fa, proprio di questo periodo, c'è un evento che si fa ogni anno in Europa, che è European Robotics Forum, che si è fatto la scorsa settimana a Stoccarda. L'anno scorso noi abbiamo ospitato il forum a Rimini, siamo nella bellissima struttura del Palacongressi di Rimini. Io sono qui con Massimo Cerofolini della redazione scientifica della RAI, quindi parliamo di codice e di codex, e a destra c'è Monica Gambino, che è una regista della RAI, e hanno realizzato un servizio. Io vi faccio vedere una brevissima clip estratta all'inizio dalla puntata di Codex, in cui si presenta questo concetto, questa sfida di dare corpo all'intelligenza artificiale. Spero ci sia l'audio, Robot e intelligenza artificiale. Da Palazzo Doria Pamphili, Codex racconta come tecnologie che abbiamo sempre vissuto come separate, assieme stanno cambiando la nostra vita e le nostre società. Per somigliare davvero a un essere umano, agli algoritmi come ChatGPT mancava una cosa, un corpo. Ci ha pensato questo umanoide a equipaggiare con gli attributi anatomici i nuovi software di intelligenza artificiale generativa, quelli cioè in grado di rispondere su tutto e dialogare con linguaggio naturale. Vedo una mela rossa al centro del tavolo, un cesto con piatti e tazze e te in piedi con la mano sul tavolo. Bene, posso avere qualcosa da mangiare? Ti do la mela perché è l'unica cosa commestibile sul tavolo. A lanciarlo un'azienda americana in erba, Figure AI, insieme a OpenAI, la compagnia guidata da Sam Altman che di ChatGPT è il padre. Si crea un connubio per sfruttare al meglio le capacità percettive e interattive di tecniche di intelligenza artificiale generative come ChatGPT. La sfida è quella di accompagnare la percezione con l'azione fisica. Il piatto sul tavolo, con la tazza, dovrebbero andare nello scolapiatti. Puoi metterceli? Of course. Non più calcolatori con pochi movimenti prestabiliti, come i robot del passato, ma macchine che, grazie all'intelligenza artificiale, vivono con noi, parlano con noi, reagiscono e agiscono in modo spontaneo di fronte a compiti imprevisti, per cui non sono stati programmati, imparando da soli, sbagliando come facciamo noi. Si parla di ActGPT e questa è la naturale transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione, in cui l'azione fisica per un robot gioca un ruolo rilevante. L'innesto dell'intelligenza artificiale nel corpaccione dei robot permette loro di coordinare squadre di intervento capaci di reagire a scenari inattesi, in totale autonomia. Eppure, malgrado robot da movimenti fluidi come Optimus di Elon Musk o spettacolari acrobazie come gli umanoidi di Boston Dynamics, l'era in cui avremo per casa repliche autosufficienti di noi stessi è ancora lontana. La sfida è quello di sviluppare un personal robot, un personal companion, però la cosa da capire è se questo debba avere l'aspetto di un androide, di un antropomorfo. Perché? Perché se pensiamo per esempio a un bipede, il bipede è una macchina difficile da avere in un ambiente, perché controllare la deambulazione e la stabilità di un bipede è cosa molto più ardua rispetto a un robot che per esempio ha una base mobile con ruote. Siamo probabilmente almeno a 20 anni di distanza dallo sviluppo di un umanoide che possa diventare un prodotto commerciale.
Quello che voglio sottolineare è che OpenAI, che è la società di cui Sam Altman, il CEO, ha sviluppato ChatGPT, fu fondata 3 anni e mezzo fa e all'epoca, quando fu fondata, fu detto chiaramente che la sfida tecnologica riguardava la cognizione e non la manipolazione, perché la manipolazione era giudicata troppo complessa. Nel breve volgere di 3 anni e mezzo, si è rivoltato il paradigma. Perché? Perché si è capito che l'intelligenza artificiale di tipo generativo, i modelli di linguaggio, possono essere eventualmente utilizzati, io sono docente di controlli automatici, non per sostituire, ma per potenziare le tecniche di controllo che noi ingegneri abbiamo progettato da sempre. Quindi è chiaro che la sfida dell'intelligenza artificiale fisica è l'obiettivo sicuramente più ambizioso da perseguire ed è altrettanto chiaro che questa intelligenza artificiale non può essere deterministica e nel momento che ci sta un sistema in movimento, prima si parlava che cosa deve fare, io sono stato a San Francisco il 1° novembre scorso, ho provato Waymo ed è da urlo, è da sballo, perché? Perché nel traffico non ho avuto la minima paura, il minimo dubbio che questa è una tecnologia già commerciale, probabilmente 3-4 anni fa non l'avrei creduto, però nelle situazioni fazzi, cioè nelle situazioni in cui bisogna prendere una decisione, chi deve privilegiare? Ed è chiaro che sarà sempre l'uomo, da un punto di vista deontologico, a decidere come la tecnologia può assistere l'essere umano. L'avete già visto nell'intervista, chiaramente noi stiamo vivendo una transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione. È un commento che io ho scritto 4 anni fa su Nature insieme ad Antonio Bicchi, in cui abbiamo introdotto in campo scientifico, ed è quello che poi è stato recepito dalla Strategic Research Agenda a livello europeo, che sono le tecnologie dell'interazione, dove l'acronimo è stato volutamente a 3 lettere, non solo per disambiguarlo da IT, perché Information Interaction avrebbe avuto la stessa iniziale, ma soprattutto per stressare l'importanza dell'azione fisica. Il concetto di Industria 5.0 è stato già introdotto. Sicuramente la resilienza e la sostenibilità sono 2 parole chiave per lo sviluppo di questa tecnologia, però, che è proprio l'obiettivo della giornata di oggi, il vertice più importante del triangolo virtuoso dell'Industria 5.0 è proprio la visione umanocentrica, cioè si passa da una tecnologia per gruppi di utenti, come è stato con lo sviluppo dei sistemi cyberfisici dell'Industria 4.0, della 4ª rivoluzione industriale, a una tecnologia a misura del singolo essere umano. Questi device, gli smartphone, i tablet ormai, sono customizzabili e personalizzabili con una intuitività e un plug and play a seconda della singola persona. La sfida è rendere questa personalizzazione altrettanto per quanto riguarda i sistemi robotici. Parimenti alla transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione, l'Internet delle cose, l'Internet of Things, nel momento in cui la percezione sensoriale sarà una percezione estesa che riguarderà anche il contatto, che poi è l'essenza dell'azione fisica, è l'essenza della manipolazione robotica, vivremo questa transizione dall'Internet delle cose all'Internet delle abilità, dove le abilità non sono le abilità di gruppi di utenti, è l'abilità di Franco, è l'abilità di Enrico, è l'abilità mia, cioè è una tecnologia che si va a personalizzare a seconda dell'abilità della singola persona. Io ovviamente sono un tecnofilo, io qui ovviamente penso di essere, in un gruppo di colleghi e di amici che altrettanto condividono la stessa visione, però mi piace chiudere con la voce enciclopedica che ho avuto l'onore di scrivere per il dizionario enciclopedico della Treccani 5 anni fa. Bene, nel 2020 noi eravamo a 100 anni di distanza dall'introduzione del lessico moderno col dramma teatrale di Karel Čapek del termine robot. Bene, dopo un secolo la sfida e allo stesso tempo l'opportunità che il mondo della ricerca dovrà rappresentare è relativo a futuri scenari in cui la robotica sarà sempre un mezzo interattivo, quindi secondo il paradigma delle tecnologie di interazione. Io sono straconvinto che in questo scenario noi affideremo alla tecnologia tutta quella parte. Le nostre giornate sono giornate che sono costituite da momenti di routine, fatemi dire, cioè di operazioni che noi comunque dobbiamo fare a basso contenuto creativo. Affidiamo pure alla tecnologia l'80-85% di queste azioni
in modo da guadagnare spazio per esprimere al meglio la caratteristica meno artificiale della nostra intelligenza, che è l'intelligenza naturale, l'intelligenza emotiva, la parte creativa, la fede, tutto ciò che in qualche modo contraddistinguerà sempre il rapporto tra l'essere umano e la macchina. Vi ringrazio. Grazie professore. Allora, volevo approfittarne per farle una domanda un pochino di scenario, no? Perché stiamo vivendo tempi un po', come dire, movimentati, per usare un eufemismo, in cui anche, diciamo, la geografia sta cominciando ad acquisire una certa importanza e sull'intelligenza artificiale tradizionalmente, insomma, gli Stati Uniti sembrano essere un po' avanti da una parte e la Cina dall'altra parte. Sulla robotica sappiamo, no? C'è l'heritage del Giappone, c'è la Cina. La domanda è, ma l'Europa, in un momento in cui si parla di sovranità in senso buono tecnologica, come è messa su questi fronti? Beh, io ne ho parlato anche in un'intervista che ho realizzato con una collaboratrice di SPS Italia all'evento che tu hai coordinato 2 settimane fa al MEID, al Centro di Competenza sull'Industria 4.0 alla Bovisa al Politecnico. Noi stiamo vivendo un effetto sandwich, perché abbiamo i grossi capitali, i grossi investimenti alto rischio, alto guadagno della Silicon Valley e, perché no, diciamo degli Stati Uniti, e dall'altro il colosso cinese. Nel filmato, nell'intervista, voi avete visto il Atlas, il robot di Boston Dynamics, che sicuramente è uno di quelli più performanti. Quando qualche mese fa noi abbiamo dovuto fare la scelta in Prisma Lab quale umanoide acquistare, alla fine abbiamo optato per l'H1 di Unitree. E non è un caso, perché? Che è cinese. Che è cinese. Quindi c'è questo effetto sandwich. Da un lato abbiamo una, come dire, struttura governativa del governo cinese per cui le persone sono fondamentalmente delle pedine, diciamo, cioè, nel senso che non c'è distinzione perché è proprio tipico, diciamo, dell'impianto sociale in Cina è di essere fondamentalmente, come dire, una dittatura, insomma. In America invece c'è ovviamente la discriminante, chiaramente sono sempre i capitali, nel senso che c'è una forte sperequazione. Allora, in questo effetto sandwich, a mio avviso, l'Europa deve recuperare. Noi abbiamo un ruolo fondamentale. Perché? Perché per noi sicuramente siamo sensibili alla tecnologia e probabilmente il paese in Europa che è più avanzato da un punto di vista tecnologico, a mio avviso, nonostante in campo industriale sia la Germania e seconda l'Italia, è la Francia. Perché? Perché la Francia ha un tessuto sociale che è votato all'innovazione, all'innesto delle tecnologie moderne in tutto quel tessuto culturale, sociale che è caratteristico di diversi paesi dell'Europa. Allora, diciamo, se noi capiamo, diciamo, possiamo prendere il meglio della tecnologia, dello sviluppo e anche dei capitali. Perché? Perché non è un caso che la seconda industria europea KUKA sia stata acquisita dai cinesi. Non è un caso che Boston Dynamics, che era di SoftBank Robotics giapponese, poi sia stata acquisita da Hyundai. Alberto Broggi, che è stato il pioniere dell'auto autonoma all'Università di Parma, col progetto VisLab, che ha portato i robot con la missione sponsorizzata da Overland, i robot della Piaggio, con l'Expo Mondiale 2010 di Shanghai, la sua società ormai è al barello, è Google. Quantomeno, diciamo, il capitale umano è restato in Italia. L'ultimo esempio che faccio... Comau. Esatto. Io sono stato convocato dal gruppo del Golden Power il 30 settembre scorso, perché ormai lo posso dire, prima era ovviamente un'informazione riservata, per difendere la tecnologia italiana da un gruppo americano, One Equity, al quale Stellantis ha venduto Comau. Quantomeno tecnologia strategica, e mi fa piacere menzionare una tecnologia importante che è quella degli esoscheletri, quella sviluppata alla Juvo, no? A Pontedera, e mi fa anche piacere, visto che siamo in Campania, menzionare una bella storia che è nata non molto lontano da qua, quella di Nicola Vitiello, giovane di questa terra, nativo di Pompei, figlio di operaio e di bidella, che a 18 anni andò a studiare ingegneria biomedica alla Scuola Sant'Anna e 3 mesi fa, all'età di 41 anni, è stato eletto al primo scrutinio col 66% dei voti direttore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ecco, insomma, cioè, se la nostra terra è in grado di esprimere questi talenti,
Io penso che l'Italia può giocare un ruolo guida, un ruolo, diciamo, un driving motrice nel sviluppare una tecnologia a misura d'uomo, che poi è quello che viene riflesso anche nel documento programmatico che abbiamo consegnato a Bruxelles per la Strategic Research Agenda. Grazie professore. Finché c'è l'Università di Napoli, l'Università di Pisa, ma anche Genova, Torino, insomma abbiamo delle speranze. Ancora grazie